Prima che venga studiata al catechismo, la fede va trasmessa dai genitori a casa con l'esempio e la vita. E quanto ha ricordato il Papa nell'omelia della messa domenicale, durante la quale ha amministrato il battesimo a 27 neonati, 12 bambini e 15 bambine nella Cappella Sistina. Ma l'importante è trasmettere la fede con la vostra vita di fede. Che vedano l'amore dei coniugi, che vedano la pace della casa, che vedano che Gesù è lì. E mi permetto un consiglio. Scusatemi, ma io vi consiglio, mai litigate davanti ai bambini, mai. È normale che gli sposi litigano, è normale. Sarebbe strano di no. Fatelo, ma che loro non sentano, che loro non vedano. Voi non sapete l'angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori. Questo mi permette un consiglio che vi aiuterà a trasmettere la fede. Dalla finestra del Palazzo Apostolico, prima dell'Angelus, il Papa ha invitato i fedeli a rinnovare con gratitudine e convinzione le promesse del proprio battesimo e ha chiesto ancora una volta di domandare a genitori, nonni, zii la data precisa in cui abbiamo ricevuto il sacramento origine della vita cristiana. Si tratta di rigenerare continuamente nella preghiera, l'evangelizzazione e l'apostolato per rendere una chiara testimonianza cristiana non secondo i progetti umani, ma secondo lo stile di Dio.